prima finale provinciale di Padova è stata quella di Under 18 maschile tenutasi ad Este. Organizzata dal Comitato Provinciale di Padova in collaborazione con la locale società della Pallavolo Este, ha visto vincere il Sempre Volley in finale con un 3-0 ai danni del Sil Volley. È una finale bellissima, ci siamo impegnati moltissimo, molti sacrifici che facciamo ogni giorno per venire ad allenamento e questa è la giusta ricompensa. La vittoria nel campionato provinciale era il primo obiettivo stagionale dell'Under 18 del Sempre Volley. Sì, era uno dei primi obiettivi della stagione, abbiamo giocato molto bene, abbiamo raggiunto il titolo provinciale che era da un po' di anni che non vinceva il Sempre Volley, dunque un buon inizio. Ma quanto lavora durante la settimana la massima squadra giovanile del Sempre Volley? Lavoriamo 4 volte a settimana, poi oltre al campionato Under 18 giochiamo la prima divisione e ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni. La squadra vincitrice è l'Under 18 dell'Antonveneta Padova, impegnata nel campionato di Serie 1. Questi giovani sono molto interessanti, ma abbiamo dei gruppi dietro, Under 14, Under 16 e anche Under 13 molto interessanti. Chiaro, per la Serie A è difficile perché ormai a livello fisico ci sono giocatori eccezionali, però innanzitutto i giovani si impegnano molto e tecnicamente sono molto validi, dunque vedremo più avanti. Secondi classificati con un po' di rammarico i ragazzi del Sil Volley Trebaseleghe. Noi siamo partiti con una mentalità sbagliata, potevamo farcela. Non dico mai vincere, però sicuramente affrontare la partita meglio, in un modo molto meglio, e siamo partiti proprio con la mentalità sbagliata che secondo me ci ha penalizzato dall'inizio alla fine della partita. L'Under 18 del Sil Volley, oltre al campionato giovanile, gioca anche in Serie D. Ma noi stiamo facendo un campionato di Serie D e lo stiamo facendo, anche se la classifica non è sicuramente rosea, però lo stiamo facendo affrontando tutte le squadre molto a viso aperto e giocandocela un po' con tutti. Secondo me alcuni di loro in prospettiva potranno dire qualcosa anche per quanto riguarda la prima squadra, continuando a lavorare con serenità, con calma, ricordandosi sempre che sono ragazzi di 17-16 anni, in campo avevamo 2,93, quindi per me il giovanile del Sil Volley sta facendo un buon lavoro e si vedrà in prospettiva negli anni futuri. Nella finale per il terzo e quarto posto, il Giovani 2000 di Bagnoli, che schierava una formazione 2 anni più giovane rispetto alla vincitrice, ha sconfitto al tie-break il Vempa Cibunigas, conquistando la terza posizione e l'ultimo posto utile per accedere alla fase regionale. Bisogna dare onore al merito al Vempa Cib che ci ha fatto soffrire moltissimo. In questo periodo non stiamo attraversando un momento molto felice, in quanto non stiamo giocando al meglio delle nostre capacità. L'obiettivo è stato raggiunto, era uno degli obiettivi primari per questa stagione, perché riteniamo che raggiungere le fasi regionali sia di grande importanza per questa squadra. La scelta di Este per le finali di Under 18 maschile di Padova non è stata casuale. Direi che anzitutto questo è il miglior impianto che io ritengo la provincia di Padova ci abbia, per cui direi che veste migliore non ce ne fosse. Contemporaneamente questo ci permette anche, essendo in quel di Este, di favorire un po' tutto il territorio della provincia, quindi noi cerchiamo per quanto è possibile di promuovere la nostra disciplina per quanto concerne un po' tutte le zone della provincia. Sicuramente proprio in questa zona il settore maschile è quello che sicuramente ha un po' più bisogno di essere rimpinguato, per cui sicuramente questa manifestazione, che è sicuramente il campionato giovanile di più alto livello, nell'espressione direi finale.